Versiamo i ceci nel frullatore. Tagliamo l'aglio in cubetti piccoli e aggiungiamolo ai ceci. Aggiungiamo la tahina e l'olio di oliva. Assicuriamoci che il coperchio del frullatore sia davvero chiuso. E frulliamo finché l'impasto non raggiunge un colore beige e diventa semifluido. Aggiungiamo ancora un po' di tahina se necessario fino ad ottenere il colore e la consistenza desiderata. Aggiungiamo del succo di limone, quanto basta per ottenere il gusto desiderato. Aggiustiamo di sale e di pepe. Frulliamo ancora. Mettiamo l'hummus sul piatto da portata. Versiamo un po' di olio di oliva sopra e il piatto è pronto per essere servito.